Buongiorno e buon martedì, oggi è il 1° settembre 2026. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 19:30, la luna si leva alle 22:18 e cala alle 11:22. Oggi si celebra Sant'Egidio. Il nome Egidio ha origine greca e significa figlio di Egeo. Il 1° settembre si celebra la giornata mondiale della preghiera per la cura del creato, istituita per sensibilizzare sulla responsabilità ecologica e sulla tutela del pianeta. Rappresenta un invito aperto a tutti ad unire le forze per proteggere l'ambiente e promuovere uno stile di vita sostenibile per le generazioni future. Festeggia 51 anni anche l'attrice attivista italiana Loredana Cannata. Voto nolto del cinema e della televisione, ha esordito sul grande schermo con il film La Donna Lupo per poi recitare in numerose fiction di successo e spettacoli teatrali. Ed infine tanti auguri alla cantante e attrice britannica Lily Allen, che festeggia oggi i suoi 41 anni. Salita alla ribalta globale con hit mondiali come Smile e Not Fair, si è affermata come una delle voci più originali del pop contemporaneo. Celebre e iconico, Massimo Troisi e Philippe Noiret sono i protagonisti de Il Postino, il capolavoro ambientato nell'isola di Salina e diretto da Michael Radford. Il film viene presentato per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia il 1° settembre del 1994, a circa 3 mesi dalla scomparsa di Troisi. Sapete qual è il segreto della scienza? Non è una montagna di nozioni noiose, ma è semplicemente un modo intelligente di farsi delle domande giuste. Il metodo scientifico funziona come un'indagine, infatti prima si fa un'ipotesi, cioè un'idea sul come funziona qualcosa, poi si fanno delle prove, degli esperimenti pratici per vedere se l'idea è corretta ed infine si trae una conclusione certa. È la stessa logica che utilizziamo tutti i giorni quando proviamo a risolvere un piccolo mistero in casa o sul lavoro. Ariete. Settembre parte con un ritmo incalzante. Hai un'energia travolgente che ti spinge a riprendere in mano progetti lasciati in sospeso. Ottimo momento per pianificare le prossime mosse professionali senza attendere gli eventi. Toro. Il mese inizia sotto il segno della concretezza. Sei focalizzato sulla stabilità finanziaria e sull'organizzazione domestica. Una decisione presa oggi si rivelerà lungimirante nei prossimi mesi. Gemelli. La mente è brillante e ricca di stimoli. È la giornata ideale per fare ripartire i contatti, inviare email importanti e stringere nuove collaborazioni. In amore serve solo un pizzico di presenza in più. Cancro. Senti il bisogno di proteggere i tuoi spazi e le tue energie. Non riempirti subito di troppi impegni, concediti un rientro graduale. Una conversazione sincera con una persona cara ti rasserenerà. Leone. Parti da protagonista. Settembre si apre con una forte carica di leadership. In ufficio o nel tuo gruppo sarai tu a dettare la rotta. Sfrutta questo carisma per presentare un'idea ambiziosa. Vergine. Il sole nel tuo segno ti regala una lucidità eccezionale. È il momento perfetto per riordinare l'agenda, eliminare il superfluo e fissare gli obiettivi prioritari del nuovo autunno. Bilancia. Sei alla ricerca del giusto equilibrio psicofisico. La giornata ti chiede di non sovraccaricarti e di fare selezione nelle amicizie. Qualcuno potrebbe chiedere il tuo aiuto diplomatico per risolvere una lite. Scorpione. Il tuo intuito è affilato come sempre. Oggi riesci a leggere chiaramente tra le righe di una proposta lavorativa. In ambito affettivo, mantieni la calma ed evita inutili gelosie. Sagittario. Grande entusiasmo per la ripartenza. Senti la necessità di ampliare i tuoi orizzonti, magari programmando un viaggio o un nuovo corso di formazione. Ottimista e contagioso. Capricorno. Approccio serio e determinato. Oggi metti le basi per un progetto di lungo termine. Le tue competenze vengono riconosciute anche da chi in passato ti aveva sottovalutato. Acquario. Aria di rinnovamento. Senti che alcune vecchie abitudini ti stanno strette e cerchi soluzioni originali per organizzare la routine quotidiana.
Un'intuizione serale ti sorprenderà. Pesci. Sensibilità spiccata, ma attenzione a non lasciarti sopraffare dal disordine altrui. Metti dei paletti chiari sul lavoro e dedica la serata al relax e alla creatività. Sono le 11:18 del 1 settembre 1859, quando l'astronomo inglese Richard Carrington osserva un gruppo di macchie solari e viene sorpreso da un improvviso e fortissimo lampo di luce. Si trattava della più grande tempesta solare mai registrata nella storia, nota oggi come l'evento di Carrington. Eccoci qui pronti per scoprire oggi cosa significa cliffhanger, letteralmente aggrappato alla scogliera. È un termine molto usato nel mondo dei film o delle serie televisive per indicare quel momento di massimo pathos e suspense, di solito alla fine di una puntata, che lascia il pubblico con il fiato sospeso e senza svelare subito il finale. Un classico trucco per farci desiderare la puntata successiva. Il matto di oggi è Carmelo Bene, che è stato un artista eclettico e provocatorio, celebre per il suo stile unico e fuori da ogni convenzione. Da giovane fondò il Teatro Laboratorio a Trastevere, dando vita a spettacoli rivoluzionari che fecero un enorme scalpore. Nel cinema degli anni 60 conquistò il Gran Premio della giuria a Venezia con il film Nostra Signora dei Turchi. Per lui il testo teatrale non andava semplicemente recitato, ma reinventato da zero ogni volta dagli attori sul palco. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno anche oggi. Di tanto in tanto è un bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Grazie per essere stati con noi, io sono sempre felice di avervi qui ogni giorno e scoprire assieme tante nuove curiosità dal mondo. Vi aspetto anche domani alla prossima puntata dell'Almanacco e buona giornata dalla vostra Jaire.